il carnevale si chiama Olympus alle origini del gioco. E quindi noi giochiamo. Però anche tu hai fatto alle origini del gioco, l'hai fatto tu. Allora, andiamo avanti perché abbiamo. E fai tu, poi dopo, aspetta che dopo arriva il principe Maurizio. Ma il principe è finita proprio. Allora, signore e signori, noi andiamo avanti perché abbiamo Vale che appunto vogliono trasmettere l'arte della danza, del teatro, dello spettacolo che si usava nella Repubblica Serenissima ai tempi del Doge. Giusto. So now we will have another group, a Venetian group, historical one with historical dances, because in ancient time... Te lo prendo, questo te lo prendo, me lo perdo. Molla! Cosa fa? Ma è così, è indisciplinato. Guardi che Aspetta! No! L'ho preso! Mi stai per Zeus! Un cefalo! Ma che cefalo! Ah no! Questo comunque voglio dire che è un altro gesto abbastanza che io non oggi! Sì, va bene. È una giornata un po' Portate a casa i particolare. bambini che è una domenica hardcore. Vabbè, allora stiamo parlando di questo arte originario del Settecento veneziano, The Masks of Mario from 18th century Venice, have been ambassadors of 18th century Venetian culture both in Italy and abroad for years. It all started with an idea from the group's founder Mario Giuda, who has always been passionate about classical music but also about 18th century choreography and clothing. Assolutamente vero, loro da tanti anni sono una sorta di ambasciatori del carnevale in Italia e all'estero e portano questo che vedrete oggi. È un momento di spettacolo e di danza dove si viene ricreato con tutta una serie di ricerche prima quelle che sono le atmosfere del ballo, ovviamente barocco, e anche della musica antica, della musica classica e antica che loro studiano appunto appositamente. Assolutamente, perché questa volta Olympus, per Olympus alle origini del gioco, hanno preso la danza proprio come gioco, ma gioco nel senso di seduzione, di gioia, di condivisione, di armonia dei movimenti su diciamo diverse musiche di Jean-Baptiste Lully, Antonio Vivaldi e Georg Friedrich Händel. Come si fa la battuta? Jean-Baptiste Lully e Vivaldi Lula. Vabbè, lo dico in inglese e andiamo avanti. Olympus and the origins of Cabrera Carina. In this case, dances is conceived as a game of seduction, joy, sharing and harmony movements to the beat of music. On this prestigious stage, they perform historical dances to music by Jean-Baptiste Lully, Antonio Vivaldi Lula, and Georg Friedrich Händel. Dove sei? Vea. Allora, bene, Lully, signore e signori.
L'omaggio alle Olimpiadi chiude questa meravigliosa sessione. Siete stati veramente Meritatissimo applauso. bravi, avete anche colto Facciamo anche la foto per i sì, social, giriamoci di la qua. nostra fotografa vi chiede di girarvi, riformate i cerchi olimpici, una bella foto con dietro la basilica. Con la nostra piazza gremita che Bella questa cosa dei cerchi che hanno ripreso il tema delle Olimpiadi, che riprende il tema di Olympus, che riprende i cerchi. ci connette. Guarda, faccio cerchi? L'ho visto, un grande abbraccio. No, davvero. E devo dire che ogni anno queste associazioni del Carmale ci emozionano, ci divertono e ci stupiscono, perché la ricerca filologica, quindi lo studio delle movenze, io parlo ma lei parla italiano?